circa 60 artigiani che provengono da tutta l'isola e rappresentano il meglio dell'artigianato artistico sardo in tutti i settori, dal settore del legno al tessile, ai gioielli, alla ceramica. Numeri e offerta di Tessingiu, 51esima edizione della mostra dell'artigianato sardo inaugurata a Samugheo e visitabile sino al 16 settembre. Abbiamo puntato molto sulla qualità dei pezzi esposti e sulla professionalità degli artigiani che espongono. Missione difendere l'artigianato artistico isolano di qualità, completata da un allestimento particolare nell'ex cantina sociale. I metodi di costruzione di allestimento abbastanza neutri e basici, delle strutture semplicissime di metallo e legno realizzate dagli artigiani locali. Il protagonista dell'allestimento è comunque deve essere sempre il manufatto. Con un percorso a zig-zag. Lo stesso visitatore si sente parte dell'esposizione, percepisce anche il movimento che potrebbe fare una spoletta all'interno dei fili della tessitura. La Regione sostiene e finanzia questo tipo di iniziativa in un momento in cui l'artigianato artistico, siamo in piena stagione estiva, raggiunge il suo massimo in termini ovviamente di appetibilità e di quote di mercato. Sta per aprire anche il terzo store all'aeroporto di Alghero, per cui dopo Cagliari Olbia anche Alghero. Tappa anche al Museo Muraz. Si possono vedere 5 progetti, tra cui la collezione del principe Karim Aga Khan e anche una mostra temporanea trasfigurazioni dell'artista Maria Iole Serreli. Sperate che l'Aga Khan vi faccia visita quest'anno? Assolutamente sì, sarebbe una bellissima visita e un graditissimo ospite il principe Karim Aga Khan.